palazzetto siamo presenti, con gli occhi spalancati, sempre attenti, guardiani della sabbia e del bel mare, e un cuore versigliese per sognare. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. Da tempo se ne parla sul pontile, che questa squadra mostra un grande stile, cresciuta forte all'ombra del fortino e in piazza del Pozzetto cittadino. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. Mandiamo sempre in pista dei campioni, che al forte poi diventano dei leoni. Sarà quest'aria piena di salmastro che spinge sempre in alto un vero asso. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Gabriele Buffoni. E buona serata, seconda del girone di andata del massimo campionato di hockey su pista. Si affrontano al Pala Hockey di Forte dei Marmi, la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi contro lo Stema Bassano. Vediamo prima di entrare nel commento quelle che sono le formazioni che scenderanno in pista agli ordini del signor Massimiliano Carmazzi e Mario Trevisan, coadiuvati da Donato Minonne e Luca Lossi. Le formazioni del Bassano si presentano con i due portieri Pertegata e Merlo, poi abbiamo Milani, Baggio, Piroli, Glisa, Poli, Toniolo, Crespo, Candanedo e Merlo il secondo portiere. Il Forte dei Marmi risponde con Ignata e Bertozzi a difesa dei pali, poi Capitano Motaran, Giovannetti Ambrosio, Burgaia, Rubio, Casas, Mattugini e Maremmani. Allenatore del Bassano il signor Chetano Marozin, allenatore del Forte dei Marmi Pierluigi Bresciani. Partita importante, il Forte dei Marmi è reduce della vittoria per 5-0 sulla pista del Montebello. Il Bassano deve già inseguire, visto che nella prima giornata è stato sconfitto in casa al termine di una partita molto importante, comunque dal Centro Giovani Calciatori Viareggio.
Partita vera, dunque Gabriele, due formazioni, Forte dei Marmi che deve confermare quanto fatto vedere, ma un Bassano che deve già inseguire insomma gli diretti avversari. Sì, un Bassano che ha tutto da dimostrare, tra l'altro nella prima partita contro il CGC Viareggio ha già dato prova di essere un Bassano rinnovato ma con un buon gioco in pista. Gaetano Marosini ha trovato subito una buona quadratura della squadra, tra l'altro si sono ben inseriti anche i due stranieri, Candanedo e Rock Lisa, autore tra l'altro di uno dei gol più belli diciamo della prima giornata proprio contro il CGC Viareggio. Aveva illuso un po' i tifosi bassanesi riaprendo la partita portandoli sul 3-2 poi finale. Il Forte d'altra parte ha già messo in bacheca una prima Supercoppa, un primo trofeo in questa stagione, e nella trasferta a Montebello, è vero contro una neopromossa, ma contro una neopromossa che oggi ha pareggiato 3-3, come parlavamo prima a microfoni spenti, a Follonica, una pista altrettanto difficile, quindi un avversario che alla fine non è proprio così da sottovalutare. Il Forte è riuscito a vincerci 5-0, tra l'altro esprimendo un grandissimo gioco di squadra, sembra un Forte già rodato, quindi si è ben inserito sia Giovannetti, il giovane Lorenzo Giovannetti che è salito su dalle giovanili, che Xavi Rubio che sta già dimostrando insomma di essere un tassello molto importante nel gioco orchestrato da bresciani. Bene, vediamo intanto le due formazioni a centropista per il consueto saluto, perciò mancano veramente pochissimo. Ricordo da quest'anno il Forte dei Marmi in casa gioca alle 21 e non alle 20:45 come negli anni scorsi. È stata data questa possibilità di scegliere un orario dalle 18 del sabato alle 18 della domenica. Il Forte dei Marmi mantiene l'ormai storico e consueto sabato sera, ma ritardando di un quarto d'ora quello che è l'appuntamento. Una ventina i tifosi giunti da Bassano, naturalmente sperano in una buona gara, non affollatissimo il Palasport di Forte dei Marmi, ma comunque vediamo quelle che sono intanto le formazioni che andranno a partire. Se non vado errato avremo sicuramente Ambrosio e Motarani in pista, poi vediamo chi fra Maremmani, Burgaia e Casas lascerà spazio. Dovrebbe essere, se non vado errato, niente, ancora non si vedono. Intanto vediamo dall'altra parte Pertegato, dove non si può assolutamente prescindere da Pertegato, grande portiere. Poi sicuramente Crespo Oliva, il bomber della formazione, insieme a lui Roclisa, Piroli e Candanedo. Dunque la formazione pesante per quanto riguarda il Bassano. Sì, quintetto base per la squadra di Gaetano Marosin. Il Forte invece innova un po' perché Motarani è poi andato a sedersi in panchina, stavo salutando tutti i compagni da buon capitano. Entra invece dal primo minuto proprio Giacomo Maremmani insieme a Ambrosio, Burgaia e Casas. Bene, dunque tutto pronto, batte come da regolamento la squadra ospite che spinge rispetto alla nostra telecamera da destra verso sinistra. Tutto pronto, la sfera all'indietro, il numero 8 Canadeo, adesso la sfera viene girata a centropista. Intanto vengono fischiati 5 secondi precisi secondo cronometro, veramente una cosa impressionante il tempismo di Carmazzi in questa occasione. Ricordo che stasera in pista insieme a Trevisano. Forte dei Marmi alla manovra, Casas per Maremmani, autore di una prestazione importante anche sulla pista di Montebello. Adesso è Ambrosio dietro porta, controllato da Crespo. C'è il fallo in attacco del rossoblu, dunque la punizione in favore del Bassano, che può, vediamo il signor Carmazzi che rettifica la posizione, chiama il fischio. In questo momento si muove la formazione dello Stema. Ancora Crespo Oliva, sfera all'indietro in profondità per Lisa, cerca di uscire dalla gabbia dei rossoblu, niente da fare. Ancora la formazione allenata da Marozin che va a manovrare in fascia destra, tentativo al centro, niente da fare, soffia sfera, Casas, Burgaia, Maremmani tenta la deviazione, sfera che si impenna, rimane lì, la recupera comunque Casas, la gira al centro per Burgaia, spalla alla porta. L'intervento di Piroli è importante per i suoi, gli impedisce il tiro, ma è ancora la squadra di Bresciani che va a manovrare. Maremmani attaccato all'angolo, resiste e poi gli porta via sfera l'avversario. La percussione, arriva Ambrosio a disturbare il tentativo di tiro al volo, passa abbondantemente al lato, la sfera è per il rossoblu che volano in fascia destra.
Maremmani per Burgaia, il tiro di Burgaia, Pertegato importante, 3 contro 1, attenzione al contropiede per i giallorossi, grandissimo Gnata che non fa filtrare Sfera, ma siamo dall'altra parte per il tiro e il gol di Casas. La differenza l'hanno fatta la velocità di esecuzione, è stato all'1:32 è stato il passaggio smarcante di Maremmani per Casas. Dunque grande rete. Sì, grande rete, subito aggressivo il Forte dei Marmi, abbiamo visto anche con Maremmani poco fa. Casas primo gol del campionato, evidentemente si doveva sbloccare, l'avevamo detto, aveva anche qualche problema, qualche acciacco Marti al ginocchio da quella amichevole a Sarzana. Stasera finalmente è arrivato il gol dopo una gran prestazione già a Montebello e già in Supercoppa, quindi sicuramente bell'inizio del Forte dei Marmi, ma bisogna stare attenti perché questo Bassano, comunque attenzione, Casas ci aveva riprovato con un tocco davanti a Pertegato, ha lisciato il palo il giocatore del Forte dei Marmi. Intanto la sfera è per il Forte dei Marmi ancora con Ambrosio, la mette al centro per Maremmani, un po' sporcata, la sfera recuperata dal Bassano, ma c'è lo scontro alla Palaussa, il fallo è di Ambrosio e c'è il time out chiesto immediatamente da Marosin, che vedrà di trovare le soluzioni a queste folate offensive. Abbiamo visto 2 contropiedi praticamente nel giro di 10 secondi, sono partiti 3 bassanesi, 3 vicentini con la sfera 3 contro 1 nel momento in cui è stato fatto il passaggio per il centropista dove stava arrivando Lisa a gran velocità. Il nostro portiere Gnata ci ha messo la stecca, dall'altra parte non è riuscito Pertegato a fare ciò e Casas l'ha piazzata veramente in maniera impeccabile su assist perfetto di Maremmani. Dunque 1-0 e si ritorna a giocare. Sì, tra l'altro è proprio da evidenziare il feeling che c'è in pista tra Maremmani e Casas, feeling che già si era riscontrato, se non sbaglio, proprio in Supercoppa nella gara di ritorno, erano entrati entrambi, per loro era andato in gol Maremmani se non vado errato, però anche lì su assist di Casas si trovano e si cercano molto bene i 2 giovani, uno Forte Marmino, l'altro talento catalano che già l'anno scorso ci ha deliziato, arrivando tra l'altro al secondo posto se non sbaglio per una differenza di un gol soltanto dietro al compagno Federico Ambrosio. Quindi sicuramente un'arma in più quest'anno anche il poter sfruttare le capacità di un Maremmani anche in versione assist man, oltre a ovviamente realizzatore d'area. Intanto la sfera gira all'indietro, Crespo cerca di seminare il panico, ma c'è il fallo di Ambrosio, costa il secondo fallo di squadra al Forte dei Marmi. Siamo praticamente di fianco al dischetto del tiro diretto, 2 metri spostati a sinistra, tanto si lotta a centro dell'area, si cerca di coprire la visuale, il tiro è murato però, sfera che schizza lontana, Burgaia la intercetta e rimposta l'azione per il rossoblu in profondità, velocissimo per Casas fra 3 avversari, gira sfera all'indietro, si piazza in fase difensiva il Bassano, va a manovrare il Forte dei Marmi, non c'è l'aggancio, dunque la sfera torna per i giallorossi che volano in avanti con Lisa ancora per poi il tentativo di Ambrosio, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque c'è la punizione in favore del Bassano. Ne approfitta Marozin per dare delle indicazioni ai propri giocatori, sfera per Crespo, ancora Crespo all'indietro, Piroli per Crespo ancora, cerca un compagno, lo trova in Lisa molto largo sulla fascia sinistra, gli ritorna sfera all'indietro nella zona buia, Victor Crespo, Piroli, la percussione, sfera all'indietro ancora per Crespo, cercano di far aprire il rosso-blu girando sfere per linee esterne in attesa di piazzare il colpo. Ci sono 7 secondi di possibilità, la sfera però rimane lì, se ne impossessa Burgaia con gran veemenza, si ferma, si piazza in fase difensiva, la sfera al centro, il tiro che rimbalza addosso a Piroli sulla linea di porta, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra per il rosso-blu, attenzione dall'altra parte, sfera recuperata, ancora Burgaia, rilancia per Casas, per Burgaia, non riesce allo scarico, ancora Burgaia in possesso di pallina, attaccato da Piroli, resiste fra 2, sfera che schizza lontana, arriva Ambrosio in seconda battuta, la rimposta per Casas in fascia destra, per Ambrosio il più arretrato dei suoi, avanza, esce dalla zona buia, attaccato, serve Maremmani,
si allarga Maremmani per Burgaia, pressato altissimo, adesso è Casas, fa fuori un avversario, poi riesce con la punta della stecca però a sporcargli il passaggio, niente da fare, torna in avanti Vittor Crespo, ma c'è Maremmani che fa buona guardia, la sfera recuperata, rosso-blu con Casas per Ambrosio, Ambrosio ancora la mette al centro, era un passo avanti Casas, non riesce nella deviazione, Maremmani che recupera, cerca un compagno, lo trova in Burgaia, l'alza e schiaccia Burgaia, è intercettato, poi ci prova anche Ambrosio, niente da fare, non c'è fallo ancora per Casas, importante l'azione del rosso-blu. Burgaia per Maremmani, da questi ad Ambrosio che supera l'avversario, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, la dà in profondità, Pertegato non ha difficoltà a respingere, riparte Piroli per i suoi, attenzione Crespo al centro ma non c'è nessuno, va a riprendersela lo stesso Crespo, all'indietro per il numero 39 Candanedo, adesso è Piroli per Crespo, ancora Piroli al limite dell'antigioco, si ferma, aspetta il piazzamento, poi sfuma l'occasione, fischia 5 secondi. Sì, si era fermato per un pit stop con Marosini in realtà, perché avevano dialogato i due con la palla ancora in gioco, di fatto sono scattato poi il fallo di antigioco, però un Forte dei Marmi che sta veramente imponendo un ritmo serrato, quello che voleva Bresciani fin dalla vigilia, non voleva dare chance a questo Bassano di colpire e far male, anche perché abbiamo visto che quando poi si distende la squadra vicentina riesce sempre a mettere attenzione, tanto Maremmani in allungo, Pertegato riesce con il gambale a fermare, questo sarebbe stato un gran gol su assist di Ambrosio, tanto il tiro di Candanedo rimbalza sulla balaustra, recupera Rock Ries e prova a reimpostare l'azione. Dicevo, un Bassano che riesce a mettere in difficoltà un Forte dei Marmi quando si distende in velocità, c'è Casas che fa un po' di fatica a coprire Crespo, infatti mister Bresciani ha subito spostato la marcatura, adesso c'è Maremmani a marcare stretto il capitano del Bassano, però ecco, quando il Forte riesce a gestire meglio, come abbiamo visto prima, il possesso della sfera e soprattutto arrivare sulle seconde palle, è un Bassano che finisce per schiacciarsi molto sulla propria area di rigore. Intanto il primo cambio è entrato Mattia Milani, ed è uscito, se non vado errato, Piroli, dunque un Milani in giallo-rosso mi fa una certa emozione, visto che è un nome ben conosciuto nella zona di Bassano. La sfera in avanti per Burgaia, Burgaia supera un avversario, la mette per Ambrosio ma intercetta la sfera l'avversario, attenzione Rocklisa, tenta un improbabile alza e schiaccia, poi la sfera sparata alta da Candanedo, dunque la punizione in favore del rosso-blu, ma una ottima incursione dei giallorossi. Ancora Casas in profondità per Ambrosio, fra due avversari, mantiene il possesso della sfera, la gira per Burgaia, Burgaia ancora per Maremmani, grande personalità del nostro Giacomo, ancora Ambrosio, si allarga al centro, il tentativo di prima intenzione di Casas è parato però da Pertegato, fortemente voluto, adesso la sfera è recuperata, attenzione Ambrosio ci prova immediatamente su una sfera persa dal Bassano al limite dell'area, ma siamo dall'altra parte con Milani al centro, poi la fase difensiva, spazza l'area piccola il nostro portiere Gnata, ma la sfera è ancora per i giallorossi. Giallorossi che hanno folate offensive molto importanti, ci prova dalla lunghissima distanza, poi la sfera è deviata dal portiere Gnata, ritorna sulla stecca di Maremmani, da questi a Casas, all'indietro per Maremmani, e il nostro Giacomo che avanza, allarga per Burgaia, supera l'avversario Burgaia, supera il secondo, la mette al centro, Maremmani ci prova, sfera che rimane lì, Milani parte come un treno in fascia sinistra, poi però è solo fra una selva di maglie verdi, completino verde questa sera per il Forte dei Marmi. La sfera torna a Crespo, da questi all'esperto Candanedo, ancora Milani per Crespo, ci prova dalla lunga distanza ma la deviazione non c'è perché subentra Martí Casas, missile di Casas, parata del portiere sulla respinta, il più veloce è Crespo, ancora lui, finisce a terra per l'intervento di Casas e c'è il fallo numero 5 a carico del Forte dei Marmi, a quota 1 il Bassano.
Sì, fallo abbastanza evidente, anche se si lamenta un po' Casas, aveva anteposto le mani sul giocatore, quindi giusto qui il fischio arbitrale. C'è da dire, Fabrizio, che il Forte sta spingendo veramente tanto, più che altro sta costruendo, mentre un Bassano tenta sempre le deviazioni, cercando in maniera quasi più che insistente quel suo astro migliore che è Roclisa. Il Forte sta cercando veramente di costruire, si vede tanti atti di coraggio anche da parte di quelli, non dico meno esperti, perché Maremmani poi alla fine ha un curriculum di tutto rispetto, è stato all'Odi, ha vinto qui col Forte praticamente di tutto, però è sicuramente nella rosa a disposizione di Bresciani una leva che può ancora migliorare, e sta prendendo tante azioni di coraggio. Abbiamo visto anche qui sti alza e schiaccia davanti a Pertegato, sono sinonimo di fiducia in se stessi, che fa sempre bene, soprattutto in un campionato tanto equilibrato come quest'anno. Senza ombra di dubbio un Maremmani cresciuto tantissimo, l'ha dimostrato sia in Supercoppa che nella prima giornata. Intanto è entrato Rubio e Motaran e gli fanno posto proprio Maremmani e Casas. Tutto pronto, il tiro murato da Rubio che rilancia per Ambrosio. Ambrosio ci prova di prima intenzione, era un po' defilato, ma bravo il portiere Pertegato. Dall'altra parte Oliva al tiro, risponde dritto per dritto col guantone il nostro Ognata, forse al primo intervento vero. Attenzione Candanedo all'indietro per Oliva, per Crespo, scusate, ancora Crespo in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova arretrando la propria azione su Candanedo. Adesso Crespo per Milani, il giovane talento bassanese, sfera all'indietro, si è fatto le ossa nel Vercelli lo scorso anno. C'è adesso la fase difensiva rossoblù molto decisa, ci costa il sesto fallo di squadra, quota 1 il Bassano. Bisogna forse rettificare qualcosa in quel senso. Intanto viene chiesto di asciugare la pista e diventa praticamente un time out per il Bassano, che va alla panchina. Sì, il conto dei falli di certo è un dato che fa preoccupare, tra virgolette, perché la partita è ancora tutta aperta sull'1-0. 6 falli in nemmeno 10 minuti sono tanti, soprattutto per una squadra come il Forte dei Marmi, che è una squadra votata all'attacco, dovrebbe procurarsi di farle anziché crearseli in difesa, visto che ha delle sicurezze importanti. Vero è che il quintetto con cui stasera ha iniziato la partita mister Bresciani era un quintetto forse veramente tutto votato all'offensiva, che magari in difesa, per migliorare quel gap che danno Xavi Rubio, e gap positivo ovviamente, che danno Xavi Rubio e Davide Motaran, ha un po', diciamo, alzato le mani ovviamente in maniera sportiva e si è procurato questi 6 falli che cominciano a pesare, soprattutto in vista di un quarto d'ora ancora da giocare in questa prima frazione e 25 minuti del secondo tempo. Senza ombra di dubbio bisogna rettificare qualcosa. Attenzione, intanto Canadedo ha una incursione importante, poi però è fermato, la sfera torna all'indietro. Adesso è Crespo che ci prova dalla lunghissima distanza, sfera che passa fuori dallo specchio della porta. Sulla ribattuta Lisa va a riconquistare sfera, la ritorna ancora per Crespo, ancora lui, cerchio di centropista, allarga in fascia destra. Canadedo ci prova adesso da zona defilata, la sfera è per il Forte dei Marmi con Ambrosio, la lotta all'angolo con Lisa, la gira all'indietro per Bugaia, la rilancia per Motaran, Motaran per Rubio, Rubio per Motaran ancora, Motaran per Burgaia, cambia sempre per linee orizzontali il Forte dei Marmi, bisogna uscire dalla zona buia, lo fa adesso Motaran che fa partire un missile che però viene fermato. Troppo veloce anche il tentativo di contropiede di Milani che cercava di rilanciare un compagno. Torna il Forte Marmi in possesso di sfera, Burgaia ci prova, niente da fare, ancora il Forte Marmi, Rubio ha un varco, l'allarga dall'altra parte per Motaran, da questi a Burgaia, Rubio ancora, aspetta il piazzamento dei compagni, poi incrocia con lo stesso Burgaia per Rubio all'angolo, Burgaia cerca di farsi vedere al centro, la sfera è però intercettata da un avversario, finisce a terra adesso Crespo, ma l'arbitro gli fa cenno di rialzarsi, non c'è fallo. È Ambrosio che va dietro la propria porta a recuperare sfera, a rimpostare l'azione. Intanto fischia il signor Carmazzi, non ho capito cosa perché i 10 secondi non erano passati. Intanto c'è Pertegato che ha qualcosa da dire ah no, c'è la pista bagnata forse. Sì, ha fermato il gioco proprio per questo, erano scivolati sia Burgaia che il giocatore del Bassano, proprio per questo insomma si era perso il possesso. Carmazzi ha ritenuto giusto far
venire a pulire la pista, perché ovviamente una situazione di pericolo deve essere sempre evitata. Certo è che comunque sta costruendo un po' di più ora il Forte dei Marmi, ha un po' leggermente calato il ritmo offensivo, stanno gestendo meglio il possesso. C'è da dire che sta tentando anche qualcosa di nuovo, perché abbiamo visto quello schema con Rubio e Motaran, non ha funzionato alla perfezione, ma Rubio si era creato un bel varco. Se avesse beccato l'arrivo di Motaran al rimorchio, lì sarebbe partito uno dei missili che ben conosciamo qua a Forte dei Marmi, e per Pertegato sarebbe stata una specie di autostrada dalla stecca di Motaran alla porta. Quindi sta costruendo, sta ragionando intelligentemente il Forte. Sull'1-0 io prima metterei un po' più in freddo, un po' più in ghiaccio il risultato. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo un nuovo cambio, è rientrato Casas e Mattucini, gli fanno spazio Ambrosio e Burgaia, dunque girano tutti gli uomini rosso-blu ancora in pista. Vediamo che dobbiamo battere dal vertice alto, lo fa in questo momento, il pressing altissimo, è quasi un invito per Casas che la mette al centro, sporcata la sfera, doveva raggiungere Mattucini, classico uomo d'area, vedremo poi, grande stecca quella di Mattucini, grande fiducia in lui da parte di tutto il team rosso-blu. Vediamo adesso il Bassano che cerca di manovrare con Milani per Rubio, finta il tiro, si allarga, poi l'appoggia al centro per Ghisa, su di lui c'è Casas, la sfera indietro per Catanero, assetto, e c'è il fallo numero 7 per il rosso-blu. Dunque la punizione per il 10° fallo si avvicina, a quota 1 ancora il Bassano che batte con Crespo, finta il tiro, si allarga, poi la dà in profondità per Milani, su di lui c'è Motaran, sfera ancora indietro per Crespo, ancora Milani all'altezza della tre quarti, nella propria area Crespo cerca un compagno, ancora per Milani, fraseggia a lungo, poi il tentativo dalla lunghissima distanza, non ha difficoltà il nostro Riccardo Gnata, la sfera è per Casas, il tiro di Casas fa la barba alla traversa, sfera che rimane lì, poi il signor Trevisan fischia la sfera alta già battuta, in avanti Candanedo, il tiro è forse il secondo intervento della gara di Riccardo Gnata, ma Forte Marmi che si distende, Rubio per Casas, supera l'avversario, la mette dall'altra parte, non raggiunge Mattucini, attenzione la sfera al centro ma non ci arriva Milani, e dunque il Forte Marmi che torna in avanti, Mattucini fa tutto da sé fra due avversari, finisce a terra, non c'è fallo, non si lamenta il giovane attaccante rossoblu, la sfera all'indietro per Rubio, 12:25, si è volato via a metà del primo tempo, risultato 1-0, gol di Casas dopo un primo e 32. Ancora la sfera per Rubio dietro porta, si ferma, incrocia con Mattucini, cerca di fargli filtrare sfera, niente da fare, ancora Rubio in possesso della pallina, la girerà presumibilmente ed è così indietro per il missile di Motaran, smorzato, cerca di andarsene il Bassano ma fa buona guardia Motaran, se ne va Motaran, botta di Motaran che passa un soffio sopra la traversa e si riprende con l'ingaggio, è veramente una gran botta. Sì, è veramente una gran botta quella di Motaran, il Forte che cerca di sfruttare questa apertura che concede il Bassano coraggioso bisogna dirlo, pressing veramente alto quello della squadra di Marosin che fa quasi impressione rimanere a un fallo soltanto, fallo di squadra a proprio carico, lascia tanti spazi, evidentemente grande fiducia nei guantoni di Pertegato che per il momento l'ha ripagata perché soltanto un gol finora subito dal Forte dei Marmi con tutti i tiri e le azioni che hanno compiuto i rossoblù. C'è però bisogno di maggiore incisività sotto porta perché si rischia con questo Bassano che prima o poi qualche soluzione buona dalle parti di Gnata potrebbe anche trovarla visto il coraggio che dimostra. Tanto la sfera è ancora per Mattucini che ci ha provato alla media distanza, manovra all'indietro per Casas, il varco per lui ma poi viene controllato, viene messa una sfera al centro, Mattucini è un 10 cm troppo dietro, poi rilancia la sfera in profondità ma non si intende con Casas che poi va a disturbare il tentativo di ripartenza di Candanedo. La sfera adesso è lanciata per il Forte dei Marmi e comunque la recupera, intanto la pallina è Toniolo se non vado errato in pista,
forse no, vediamo adesso. No, è Poli con il numero 12, la sfera è per Motaran, Motaran attaccato, resiste, si porta sul retro della gabbia, difesa da Pertegato. Ancora no, con il numero 13, noi non ci abbiamo il numero 13. Ancora la formazione del Forte dei Marmi alla manovra con Motaran controllato da Poli, dice il nome. La sfera è per Casas, si gioca in un fazzoletto ma non si trova il varco. Adesso ci prova Rubio, supera un avversario alla balaustra, 2 su di lui, sfera che schizza lontana, se ne impossessa Milani, la rilancia per Crespo, ancora lui sulla fascia destra, attaccato, schizza lontana la sfera, poi subentra il capitano Motaran, la porta via, rilancia per Mattucini che gli ritorna sballina in profondità, botta, passa al lato sulla ribattuta, ci prova Rubio a un filtrante, non riesce. Dunque ancora Motaran e c'è il secondo fallo a carico del Bassano, anzi Bassano si porta a quota 3, fallo vistosissimo. Beh, stendere Motaran non è facile, io non ci proverei nemmeno, Fabrizio, non so te. Candanedo invece l'ha proprio surclassato, evidentemente anche un po' di esperienza qui del capitano del Forte che ha subito cercato di proteggere il possesso. Terzo fallo del Bassano, è ancora lontano il Forte dei Marmi che ha quota 7, molto più vicino alla soglia dei 10, però ha fatto bene Rubio a non tentare il solito tiro in porta di prima, ha cercato di ragionare ancora una volta. Intanto vediamo l'arbitro che ferma ancora l'azione perché Casas e Candanedo sembra ancora stavano decisamente ostacolando Pertegato, nel senso che Casas ci si stava sedendo sopra, e vedremo adesso su questa punizione se nascerà qualcosa di interessante per il Forte dei Marmi. La distanza potrebbe anche ingolosire Motaran. Senza ombra di dubbio potrebbe provare la botta, anche perché là davanti c'è una selva di gambe e infatti ci prova, ma passa al lato. La sfera per Candanedo che la rilancia velocissima, attenzione, Crespo al centro, occasionissima per il Bassano con il numero 13 Poli. La sfera è recuperata dal Forte dei Marmi, ha rischiato tantissimo su questo contropiede. Al centro per Motaran, un soffio troppo all'indietro, ancora la pallina e bisogna trovare il verso di fare qualcosa di importante perché abbiamo rischiato veramente moltissimo. È quello che un po' temevo io prima, l'avevo anche annunciato. Questo Bassano è un Bassano coraggioso che pressa altissimo, riparte soprattutto a tanta velocità sia in Candanedo che in Roclisa che in questo Poli che è appena entrato ma sta facendo molto bene. Attenzione intanto ancora Mattucini, poi sembra rigore, così è indicato Carmazzi, vedremo se abbiamo capito bene dalla nostra postazione, ha indicato il dischetto e quindi evidentemente Mattucini si è procurato un'occasionissima per il Forte dei Marmi per tentare un raddoppio che potrebbe a questo punto far tirare un attimo il fiato alla squadra di Bresciani, perché ha subito veramente un grosso rischio questo qui con il contropiede di Crespo per Poli, ha fatto veramente una gran parata Richignata. Senza ombra di dubbio 9-0-2, 1-0 Forte dei Marmi, paga il gol di Casas all'1:32, i falli sono 7 a carico del Forte dei Marmi, sale a 4 il Bassano e adesso rimane da vedere dove verrà piazzata la pallina. Il signor Carmazzi se ne è impossessato e va a piazzare la sfera. No, non è stato assegnato, ha indicato soltanto la posizione da cui si sarebbe dovuto ripartire. Dunque ci eravamo illusi con quel dito indicato, sembrava proprio contro il dischetto di rigore, il fallo è venuto fuori dall'area e dunque si riprende con la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 9-0-2. Forte dei Marmi in pista con Mattucini, Rubio, Motaran e Casas, ovviamente Ignata in porta, Pertegato, Candanedo, Poli, Milani e Victor Crespo per quanto riguarda la formazione del Bassano. Tutto pronto, viene chiesta la distanza, vediamo che ci prova adesso a farla rispettare ma non ci riesce. Intanto il tiro è murato ma la sfera è ancora per Casas che ci prova. Bravo Pertegato a chiudere, sfera in profondità, Crespo in possesso di sfera, arriva Milani, Motaran su Milani, grande intervento su Crespo da parte del capitano, fase difensiva importante di Motaran che adesso si allarga e poi ci prova la posizione defilata, sfera sul retro della porta, si riprende dunque con un ingaggio alla destra di Pertegato.
Sì, al limite del fallo l'intervento di Motaran, stecca contro stecca, però è arrivato prima sulla pallina a giudicare, così hanno giudicato la coppia arbitrale. Un gran bell'intervento, gli ha fatto subito capire che da lì non si doveva passare. Bassano che cerca ogni volta che ha la pallina o Crespo o Milani in profondità, segno che vuole, diciamo, bypassare la qualità tecnica del Forte dei Marmi a centropista, che finora ha impedito, diciamo, grandi rischi, però quando riesce a superarla, arrivare dalle parti ignate, il Bassano comunque si fa sempre ben vedere. Senza ombra di dubbio. Intanto Crespo ancora, Crespo all'indietro per Milani che manovra ancora per Crespo, Candanedo, fascia destra per lui, cerca di accentrarsi, poi si ferma, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Casas, tiro di Casas, balaustra e retro della porta, dunque l'ingaggio, e questa volta il time out è chiesto dal Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che vediamo porta tutti praticamente gli effettivi in pista, vediamo quella che sarà la formazione che riprenderà. Motaran, Mattucini e Casas escono, dunque spazio per Maremmani, Burgaia, rimane in pista Rubio e Ambrosio, dunque formazione importante dal punto di vista offensivo, con, se vogliamo, un Rubio che dovrà arretrare un pochino il proprio raggio d'azione. Sì, Rubio andrà a fare di fatto il ruolo che aveva finora Motarana, cioè di perno difensivo, anche se poi lui nelle sue caratteristiche ha anche un gran tiro e soprattutto tanti spunti in avanti. Burgaia cercherà di fare un po' da raccordo e poi due uomini d'aria, possiamo dirle, che Ambrosio e Maremmani comunque puntano molto spesso la porta. Abbiamo detto anche prima, Maremmani si sta prendendo in questa partita, come già nelle precedenti, sia in Supercoppa che a Montebello Vicentino, tanto coraggio. È sicuramente un quintetto che vuole cercare di schiacciare un po' di più un Bassano, che negli ultimi minuti aveva comunque cercato di far vedere, buttare il naso, ecco, diciamo, fuori dalla propria metà pista. 7,50 alla fine, 1-0, paga ancora Casas all'1,32, 7 falli per il rossoblù, 4 per il Bassano, e si riprende con un ingaggio. Siamo al vertice basso alla sinistra di Pertegato, Ambrosio e Crespo sulla sfera, vediamo il fischio dell'arbitro, sfera riconquistata però poi da Burgaia all'indietro per Maremmani, per Burgaia ancora. Dall'altra parte è Rubio, cerca di farsi vedere Rubio, Maremmani la gira ancora all'indietro, Burgaia deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, appoggia per Maremmani in area, scusate, era Rubio, e questa volta vediamo quello che sarà la decisione di Carmazzi, è il rigore sacrosanto. Beh, qui non poteva fare altrimenti, l'ha praticamente falciato calcisticamente da dietro, sarebbe nel calcio un fallo da rosso. Ora qui è chiaro che siamo nell'hockey su pista, è semplicemente fallo e tiro di rigore, per cui occasionissima per il Forte quando mancano 7 minuti e 31 alla fine del primo tempo. Se ne incaricherà presumibilmente Ambrosio, solitamente il rigorista è Motaran, però Ambrosio è un altro specialista della squadra dei tiri dal dischetto, vedremo, perché Pertegato, un ottimo portiere, altro specialista nel pararli invece i rigori. Vediamo adesso quella che sarà l'esito di questa massima punizione. Certo sarebbe importantissimo riuscire a raddoppiare quando mancano 7,31, due specialisti a confronto, un bomber stecca d'oro lo scorso anno come Ambrosio, ma dall'altra parte un Pertegato veramente importantissimo, fortemente voluto da Marozin in questo nuovo Bassano, se lo è portato dietro, dunque tutto pronto. Signor Carmazzi fa cenno, il tiro, il palo pieno di Ambrosio, aveva sì battuto Pertegato, ma il palo gli impedisce l'esultanza e torna in avanti il Bassano. Recupera la sfera, sfortunato veramente Ambrosio, la conclusione sul palo, sulla respinta arriva Candanedo come un treno, porta via sfera e adesso va a manovrare il Bassano. 7-0-6, appuntamento rimandato per il gol di Ambrosio. Baggio intanto in pista al posto di Milani, il tiro, al posto di Poli, la smanacciata del portiere Rubio che torna in avanti. L'incursione di Rubio poc'anzi aveva propiziato il tentativo adesso di Burgaia, niente da fare, dicevo aveva propiziato il rigore, tanto si lotta all'angolo. Baggio e Ambrosio, sfera che Baggio se la porta via, ma Ambrosio lo costringe ai 10 secondi.
poi spara la pallina lontana Baggio, ma prima del fischio dell'arbitro. 6:35 alla fine, la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice passa alla sinistra di Pertegato, è il numero 7 Burgaia che si prepara alla battuta, scusate, bisogna rettificare la posizione, tutto pronto, è Ambrosio sulla sfera, vicino a lui c'è Burgaia, tanto vediamo che l'arbitro ha il suo da fare per far rispettare i fatidici 3 metri. La sfera per Burgaia, per Ambrosio, nel momento del tiro è trattenuto e questo è un rigore che l'arbitro non si avvede di dare. Ancora la pallina lì, la recupera Maremmani, se ne va Maremmani al centro, Ambrosio, rimbalzo, il gol! Insomma è stecca d'oro e ne ha ben donde, avevamo detto gol rinviato, promessa mantenuta. Sì, e poi tra l'altro gran recupero di Maremmani, davvero quasi difensore, è arrivato lì, ha sorpreso completamente Baggio, mi sembrava che stava stoppando la pallina dopo l'assist del compagno, l'ha rubata, contropiede fulminante, ottimo, precisissimo, soprattutto l'assist per Ambrosio che poi davanti al portiere ha fatto quello che sa fare meglio, ovvero cercare di alzare la pallina, ha fintato, in realtà l'alza e schiaccia, l'ha rimessa a terra e poi ha beffato Pertegato. 2-0 importante questo prima dell'intervallo che fa tirare un sospiro di sollievo credo a mister Bresciani in panchina. Senza ombra di dubbio una particolarità, primo gol contropiede portato da Maremmani che si era portato via una pallina e concluso da Casas, secondo gol rosso-blu, contropiede di una pallina portata via da Maremmani e conclusa da Ambrosio. Dunque Maremmani uomo assist, attenzione, adesso c'è la punizione, il fallo numero 8 per il rosso-blu, Ambrosio per Burgaia, fra due avversari, lo supera Milani con eleganza, poi si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, intanto si schiera in fase difensiva il Bassano, Rubio in possesso di sfera, al 1:32 Casas, al 18esimo è la volta di Ambrosio, cambiano i marcatori, non l'assist man, tanto attenzione a Burgaia, fa tutto da sé, poi la sfera non riesce Rubio ad alzarla quel che serviva, siamo dall'altra parte con Milani che arriva però tardi, la sfera recuperata, Maremmani fa tutto da solo, viene preso e messo giù, l'arbitro dice che si può proseguire, non c'è fallo, poi un giorno cercherò di capire perché a quel punto uno si dovrebbe tuffare a terra, ma comunque è un mio limite. Burgaia in avanti, Burgaia, e c'è adesso il fallo di Maremmani su Candanedo, la spintonata violenta, fallo giusto ma costa il nono fallo a carico del Forte dei Marmi. Sì, nono fallo questo per il Forte, si accende la lanternina rossa accanto alla panchina di Bresciani, fallo evidente questo, a mio avviso era evidente anche quello precedente perché ha fatto una specie di sgambetto in realtà a Maremmani. L'arbitro era a un passo però in posizione molto più privilegiata della nostra, ha forse voluto ritenere una simulazione da parte di Maremmani, in quel caso però avrebbe dovuto dare l'ammonizione al giocatore rossoblu, cosa che non è avvenuta. Ad ogni modo 9 falli di squadra per il Forte, 4 a carico del Bassano, questa potrebbe essere una chiave della partita soprattutto nel secondo tempo qualora il Bassano riuscisse a farsi vedere con efficacia dalle parti di Ignazio. Intanto è il Forte dei Marmi che ci prova ancora, Rubio anticipato ma a mio avviso in maniera fallosa da Candanedo, l'arbitro non è di questo avviso, fa proseguire l'azione con Victor Crespo che porta in avanti i suoi, 3:54 alla fine, ancora un time out chiesto da Bresciani alla panchina, la sfera per Candanedo, la cambia con giocatore molto arretrato, è Victor Crespo, Candanedo, Crespo ancora, allarga dall'altra parte per Baggio se non vado errato, esatto, Mattia Baggio, la sfera Victor Crespo, Candanedo, ci prova dalla lunghissima distanza ma è murato, poi ancora un tentativo e questa volta viene messo giù Maremmani, c'è il fischio del signor Carmazzi, vale il quinto fallo di squadra a carico del Bassano e vale un time out corto, ricordo due time out a tempo per ogni allenatore, questo è quello da 30 secondi per Bresciani che probabilmente darà le direttive per questi ultimi minuti
che ci separano dalla fine del tempo. Intanto sentiamo dalle altre piste quello che sta succedendo. Sì, avevamo già anticipato la partita che si è giocata alle 18, 3-3 tra Follonica e Montebello. Stanno giocando ovviamente anche dalle altre piste, che è iniziato alle 20:45. Chi? Il 100 Giovani Calciatori Viareggio qui vicino a noi, che ha iniziato anche lì la partita col Trissino alle 21. Il Lodi per il momento, siamo già nel secondo tempo, in questo caso sta conducendo 1-0 sul Correggio, e il Valdagno 2-0 sullo Scandiano di Roberto Crudeli, poi 5-2 il Breganze al momento sul Sandrigo in questo derby veneto delle deluse della prima giornata. E poi il Sarzana sta vincendo 2-1 con il Monza in casa al Vecchio Mercato, prima partita per la squadra di Alessandro Bertolucci in casa, e poi 3-3 tra Centro Giovani Calciatori Viareggio e Trissino, qui nel vicino Palavarzacchi. Anche loro sono nel corso del primo tempo, probabilmente agli sgoccioli come qui al Palaforte, dove appunto il Forte sta conducendo 2-0. Gran partita, volevo sottolineare ancora una volta, Maremmani stasera mi sta un po' stupendo, Fabrizio. No, stupendo no, perché poi la crescita è stata abbastanza costante di Maremmani. Certo che quest'anno è partito veramente a 1000 all'ora e non può fare altro che piacere, insomma. Questa, come si dice sempre, è ciccia nostra e l'abbiamo visto crescere da ragazzino, e dunque intanto ci prova Pertegato, però para sulla gran botta di Burgaia. Adesso se ne va Baggio, la sfera è intercettata ancora da Maremmani in profondità per Baggio, per Burgaia, controllato da Baggio. Adesso Crespo va a difendere, ma la sfera è ancora per Maremmani, da questi a Burgaia, Crespo su di lui, Burgaia cerca di superarlo, poi gira sfera all'indietro per Motaran, Milani su Motaran, per Maremmani, per Ambrosio ancora, dunque Milani, Baggio, Ghisa e Crespo in pista. La sfera al centro, Pertegato ci arriva col guantone, sfera alta, la punizione in favore del Bassano. 2:26 alla fine, 2-0 la formazione della GDS Impianti, conduce sullo Stema Bassano. Milani in possesso di pallina, cerca e trova Victor Crespo, ancora dall'altra parte per Milani. Ghisa attaccato da Ambrosio, Victor Crespo fascia destra, si accentra, va alla conclusione, sporcata, ma è ancora il Bassano a manovrare quando mancano 16 secondi alla fine dell'azione. Crespo la mette al centro, ma c'è un Maremmani che se ne va da solo, aspetta il compagno, poi va alla conclusione che passa al lato, sul rimbalzo il più veloce di tutti è Milani, che poi viene murato da Motaran. C'è il fallo di Baggio su Motaran, la punizione in favore del Forte dei Marmi viene affidata a Maremmani, da questi a Burgaia. Fase difensiva per il Bassano, va a distendersi il Forte dei Marmi, torna alla manovra quando manca 1:28. Sì, manovra difensiva importante anche quella del Forte dei Marmi nell'azione precedente. Intanto attenzione, Burgaia aveva tentato un colpo tennistico quasi altezza quasi improponibile. Intanto Motaran ancora ragiona il Forte dei Marmi ripartendo da Maremmani. Dicevo prima, questa azione difensiva è importante perché ancora una volta il Bassano porta sempre un uomo completamente scoperto sul secondo palo. Bisogna stare molto attenti lì, perché ovviamente se si scopre, attenzione, palo ancora di Burgaia, Forte dei Marmi già il secondo palo dopo quello su rigore. Subito ci prova il Bassano con Roch Lisa, sfiora il palo anche stavolta sull'alto fronte, poi Maremmani qui dà una spallata, non ravvisa il fallo, si ripartirà con una palla a 2. Maremmani andava addirittura a protestare contro Carmazzi, deve aver visto dopo che non gli aveva affidato il fallo a carico. Intanto vediamo che c'è un cambio velocissimo per questi ultimi 50 secondi, fuori Baggio se non vado errato, l'ingresso in pista di Piroli, ma è Maremmani in possesso di sfera a 44 secondi dalla fine, ne può giocare 30. Motaran cerca di andarsene in fascia destra, attaccato, finisce a terra, il signor Trevisan ravvida il fallo per il terzo appoggio. Attenzione, il tiro passa al lato, poi c'è la sventagliata di Candanedo che meritava ben più di un richiamo verbale, ma l'arbitro fa proseguire l'azione con Maremmani per Ambrosio. A 16 secondi Ambrosio per Burgaia, attaccato in maniera molto maschia, ancora Burgaia all'angolo,
fra due avversari, cerca di andarsene, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, poi cade anche un avversario, attenzione, la sfera al limite dell'area e poi fischia il signor Carmazzi. Un secondo dopo Piroli la spara in porta, ma c'era stato il fischio dell'arbitro, tutti a lamentarsi col signor Carmazzi per quella serie di cadute di poc'anzi, ma niente da fare. Finisce 2-0 il primo tempo, Forte dei Marmi in gol con Casas dopo 1:32 su assist di Maremmani, in gol con Ambrosio su assist sempre di Maremmani, un rigore sul palo da parte di Ambrosio, un palio fenomenale di Burgaia. E noi andiamo a sentire le ultime parole di questo primo tempo dall'amico Buffoni. Sì, un primo tempo che è stato gestito bene dal Forte dei Marmi, forse il risultato poteva anche essere più generoso per la squadra di Bresciani. Certo è che quello che ha di fronte è un Bassano, come ho ripetuto più volte, un Bassano coraggioso, ha costruito, non si è chiuso a riccio in difesa la squadra di Marosin, ha anche fatto correre qualche rischio al Forte dei Marmi, che però grazie anche a un Richignata che evidentemente vuole ribadire il concetto di Montebello Vicentino e mantenere inviolata la propria porta, sta facendo veramente una gran partita. Almeno in un paio di occasioni Gnata è stato essenziale, occasioni che potevano rappresentare il gol per la formazione bassanese. Direi che possiamo andare direttamente al secondo tempo, quindi ci vediamo tra poco. Bene, un grazie naturalmente all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, all'amico Gabriele Buffoni per il commento. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci risentiamo per la ripresa. Al palazzetto siamo presenti, con gli occhi spalancati, sempre attenti, guardiani della sabbia e del bel mare, e un cuore versigliese per sognare. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. Da tempo se ne parla sul pontile, che questa squadra mostra un grande stile, cresciuta forte all'ombra del Fortino e in piazza del Pozzetto cittadino. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi fatti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. L'hockey, Forte dei Marmi, e un cuore grosso, è rosso-blu. Mandiamo sempre in pista dei campioni, che al Forte poi diventano dei leoni. Sarà quest'aria piena di salmastro che spinge sempre in alto un vero asso. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride, sai perché? Coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città.
forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. Fuori al palazzetto siamo presenti, con gli occhi spalancati, sempre attenti, guardiani della sabbia e del bel mare, e un cuore versigliese per sognare. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride sai perché, coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso è rosso-blu. L'hockey, forte dei marmi e un cuore grosso
là sul pontile, che questa squadra mostra un grande stile, cresciuta forte all'ombra del Fortino e in piazza del Pozzetto cittadino. Viviamo tutto l'anno il campionato insieme a te, baciati dalla luna che ci ride sai perché, coi patti nella stecca e una pallina per giocare, scendiamo tutti in pista per la gloria e la città. L'hockey Forte dei Marmi. Bene, formazioni che stanno tornando in pista per questo secondo tempo. Il risultato, ricordo, fermo sul 2-0 maturato nel corso del primo tempo. Casas dopo un primo e 32, il raddoppio di Ambrosio al 18 e 39. La cosa che accomuna le due reti è l'assist vincente di Maremmani. Un rigore fallito da Ambrosio, o meglio sparato sul palo, un palo importante di Burgaia. 9 falli per il rossoblu, a quota 6 il Bassano. Le formazioni adesso sono pronte, manca soltanto Pertegato fra i pali. E che partita ci dovremo aspettare? Sì, un secondo tempo in cui il Bassano continuerà a cercare di attaccare cercando la profondità, è un po' lo schema base della squadra di Marosin. Difende molto bene la squadra vicentina, e poi a Crespo, Roclisa o in alternativa Milani che subentra dalla panchina, subito che scattano in profondità cerca di appunto saltare a pie pari, verrebbe da dire con i lanci lunghi, fossimo a parlare di un altro sport. L'attenzione Forte Marmina, di certo il Forte, attenzione anche subito con Ambrosio, è un Forte che sa costruire bene, con grande qualità tecnica, l'ha dimostrato a Montebello stravincendo per 5-0, lo sta dimostrando stasera con un 2-0 che comunque permette alla squadra di Bresciani di controllare efficacemente la partita. L'unica incognita, come dicevi tu Fabrizio, sono questi falli, 9 falli, attenzione intanto perché Roclisa impegna Richignato che controlla lo specchio della porta, 9 falli che sono un po' una spada di Damocle per il Forte dei Marmi. Intanto qui Burgaia ci prova, Pertegato respinge con efficacia, Pertegato gran portiere che per tutto il primo tempo ha tenuto a galla i suoi. Pertegato, Candanedo, Milani, Victor Crespo e Roclisa. Questa è la squadra dello Stema Bassano che adesso si distende in contropiede, ci prova Candanedo, c'era libero dall'altra parte, Roclisa non lo vede, risponde il Forte dei Marmi con Burgaia, Casas, Ambrosio e Rubio. Intanto Candanedo riesce a portare via sfera agli avversari, la rilancia per Crespo in giravolta ma non c'è fallo, la sfera è recuperata con Burgaia che torna nuovamente in avanti, supera un avversario, poi la gira indietro per Rubio, il più arretrato dei suoi, in fascia sinistra Casas che può manovrare in profondità per Ambrosio, non si avvede del passaggio il bomber, la sfera dunque viene riconquistata dai giallorossi. Crespo in possesso di sfera. Sì, c'è da capire anche quando il Forte arriva adesso, stavo per dire, bisognerà capire se il Forte deciderà di spendere subito questo 10° fallo per poi avere tutto il secondo tempo eventualmente per riallungare in caso di gol del Bassano. Mi ha anticipato Casas, non credo lo volesse in realtà commettere, però fallo alla balaustra di Marti Casas a 1:32, proprio lo stesso minuto del gol nel primo tempo. Speriamo non sia ovviamente di buon auspicio per il Bassano. Va sul dischetto della punizione diretta, se non vado errato, Roclisa. Intanto Fabrizio. Bene, Lisa contro il nostro Gnata, vediamo quello che è, bravo Riccardo a fermare, sfuma dunque l'occasione del 10° fallo, parata molto bene, e adesso è Burgaia che può riportare sfera in profondità, tornare alla manovra, e ci siamo tolti una spada di Damocle dalla schiena veramente importante, avevamo questo rischio. 2-0 si mantiene il risultato, molto bene il movimento degli Isa, ma molto bene altrettanto la parata del nostro portiere Gnata, che si dimostra ovviamente il campione d'Italia e uno dei migliori in Europa. Sì, uno dei migliori in Europa, possiamo anche ampliare il raggio d'azione, diciamo, della fama di Gnata, veramente un riflesso felino quello del portiere che evidentemente vuole mantenere inviolata la sua porta, lo sta già facendo da 75 minuti, perché di fatti 50 di Montebello Vicentino. Tanta attenzione perché c'è Marti Casas, prova a
servire Xavi Rubio, poi in realtà non ci riesce, recupera la sfera, va dalle parti di Ambrosio e prova a rimpostare l'azione in rossoblu con Casas, ancora la girata, c'è Baggio però a coprirlo. Intanto è Rubio che ritorna al possesso di pallina per i suoi. Siamo ai 45 secondi, dunque la punizione per il Bassano già battuta. Victor Crespo che torna in avanti, ancora per Candanedo, adesso è Baggio, Crespo, Baggio ancora per Crespo, il più arretrato dei suoi, cerca Candanedo, da questa è Ghisa. Crespo ancora, appoggia per Baggio, praticamente Crespo gioca sul dischetto del rigore, avanza adesso di qualche metro prima di dare in profondità a Ghisa, da questi ancora Crespo, Candanedo, Crespo che finta il tiro, attaccato, niente da fare, attenzione, Candanedo si libera, poi Rubio con gran mestiere soffia sfera, rilancia per Ambrosio, cerca di farsi vedere, Burgaia allarga per Casas dall'altra parte, niente da fare e poi non va al tentativo di prima intenzione Rubio, e dunque il Forte dei Marmi torna a manovrare, sfera che rimane lì però a metà strada fra Casas e l'avversario, la riconquista Casas, serve Burgaia, supera un avversario, appoggia per Ambrosio. Ambrosio si allarga, va alla conclusione, la deviazione, sfera che si impenna, finisce fuori dal rettangolo di gioco, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 20:53 alla fine della gara. Il risultato è di 2-0 in favore dei rossoblù e il Forte dei Marmi che ha 14 secondi per andare a concludere questa azione. Ancora Casas tra tre avversari, all'indietro per Rubio, 5 secondi il tentativo adesso di Casas, para al portiere, sulla caduta ci aveva provato Casas, niente da fare, sfera in profondità, superiorità per il Bassano ma rinviene subito il Forte dei Marmi. Crespo per Candanedo, da questi a Ghisa che cerca di entrare in area, Rubio con l'aiuto del portiere Ignata gli porta in via sfera in maniera pulita, ancora Rubio, il numero 17, supera un avversario, si ferma, la dà all'indietro per Burgaia, per Rubio ancora, fascia destra per lui, al centro, il passaggio di Rubio è importante, la conclusione di Burgaia è perfetta e il Forte dei Marmi fa 3-0, grande assist, grande conclusione. Sì, veramente si è disteso molto bene Xavi Rubio, Forte dei Marmi che evidentemente ha provato questo schema molto spesso, si sono trovati alla perfezione i due, Burgaia di vero tapin di fatto sul secondo palo, è riuscito a spedire in rete alle spalle di Pertecato, quasi fotocopia mi viene da dire Fabrizio, con quello di Casas nel primo tempo, allora era Maremmani a fare l'astis, ma evidentemente i giocatori del Forte hanno provato e riprovato questo schema studiando l'avversario, ancora una volta efficace, 3-0, adesso rassicurante per la squadra di Bresciani che può cominciare a gestire con un po' più di tranquillità il possesso, tenendo a bada il Bassano, considerando che lo spettro, diciamo, del decimo fallo è stato sventato da Richignata e il Bassano invece è salito proprio in questo momento a quota 7. Esatto, 10 falli per il rossoblù con il tiro diretto parato molto bene da Gnata, Ghisa che era riuscito a far sdraiare il nostro portiere, poi però uno sbalzo incredibile è riuscito Gnata a fermare, quando poi Burgaia al quarto minuto, 4:55 per l'esattezza, si ritrova la sfera perfettamente servita da Rubio sul palo lontano e la insacca di prima intenzione. Dunque 3-0 il risultato, 10 falli rossoblù, 7 per il Bassano e adesso è il Bassano che si avvicina, è a -3 dal tiro diretto che come già detto non è riuscito a sfruttare il Bassano poc'anzi. Intanto vediamo che il Forte dei Marmi scende in pista con Motaran, Rubio, Burgaia e Mattucini, dunque turno di riposo per Ambrosio, e dall'altra parte abbiamo Baggio, Candanedo, Ghisa e Crespo che è stato in pista forse tutto il primo tempo, se non vado errato, e pare imprescindibile dalla manovra.
Sì, è un giocatore su cui Marosin ha costruito di fatto il nuovo Bassano, uno dei perni che è rimasto dallo scorso anno, formazione molto rinnovata quella di quest'anno del Bassano, ha raccolto giocatori della propria Serie A2, da giocatori che sono ritornati, che già avevano un passato al Bassano magari dal Vercelli o da altre squadre, e poi questi due stranieri, Candanedo di una gran prepotenza fisica e Roch Lisa invece che è più un Casas con i dovuti paragoni, cioè più un estroso offensivo. Un Bassano che comunque quest'anno mira ovviamente a fare un campionato diverso a quello del Forte dei Marmi, mira alla salvezza in categoria e a un consolidamento di un gruppo che è comunque molto giovane e dalle buone potenzialità. Intanto ci prova il filtrante, ma la sfera è alta, la pallina dunque torna in possesso del Bassano con Candanedo, porta avanti sfera il Bassano, lo stemma con Crespo. Crespo ancora cerca di andarsene, poi viene fermato, ma la sfera è all'indietro ancora per il Bassano, cerca un varco per la conclusione il Bassano che non trova, ci prova adesso Crespo alla lunga distanza, murato, ma la sfera torna sulla stecca dello stesso Crespo che può tornare a manovrare, la dà in profondità, c'è Rubio ma è molto bravo Lisa a portargli via la sfera in un secondo tempo. Attenzione adesso Candanedo al centro, pallina altissima, l'arbitro però lascia correre, il Forte Marmi torna in possesso di sfera, la fa filtrare Mattucini per Motaran, ma c'è poi l'anticipo e adesso c'è il fallo fischiato a non si è capito bene chi, si scontrano alla balaustra Lisa e, se non vado errato, Mattucini. Mi sembrava che il fallo fosse del Bassanese che ha schiacciato il nostro ragazzo alla balaustra, ma vediamo quella che è la decisione dell'arbitro. Infatti vale l'8º fallo di squadra, il Forte Marmi potrà usufruire della punizione all'altezza della 3/4. Tanto vediamo pronto Milani all'ingresso in pista, a lasciare il posto a Roch Lisa che ha lavorato moltissimo in questa gara, ha avuto ben pochi secondi, adesso ha rimediato anche sta botta. Sì, un altro giocatore, Roch Lisa, nuovo acquisto del Bassano, su cui Marosin punta molto, lo vediamo che va subito a sincerarsi l'allenatore del Bassano delle sue condizioni, entrato ora nello spogliatoio Roch Lisa, un colpo al volto per lui, ovviamente involontario da parte di Mattucini durante il fallo. Attenzione, ci prova proprio Mattucini, un alza e schiaccia sul primo palo, c'è Pertecato e c'è anche il difensore Candanedo, che è proprio lui che conduce l'azione, riesce a passare davanti a Gnata, poi schizza altissima la sfera, Rubio la recupera, scambia bene con Motaran che poi gli riconcede subito la sfera sulla corsia laterale, cambia tutto dalle parti di Burgaia. Intanto è il Forte dei Marmi dunque che si distende in avanti, Burgaia entra in area e poi rischia tantissimo da solo Pertegato, alza la sfera, se la porta in giro, ma vediamo un po' di confusione, Rubio non va a concludere in maniera molto intelligente nel mucchio, giocatore se l'è giocata veramente molto bene. Burgaia ancora all'indietro, Mattucini attaccato da Candanedo e c'è adesso il fallo in attacco, vale l'11º fallo per il rosso-blu, il blocco importante. Tanto vediamo dall'altra parte Crespo, niente da fare per Candanedo, la conclusione, Gnata dritto per dritto, sfera che schizza lontano, il più veloce all'angolo è Burgaia, vicino a sé Crespo, la gira all'indietro per Rubio, 17 minuti alla fine della gara, 3-0 risultato con Motaran che cambia per Burgaia per Rubio, da questi a Motaran ancora, e adesso Mattucini deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, appoggia per Burgaia, si ferma, sfera per Rubio, dietro porta, spintonato e c'è il nono fallo per il Bassano. È anticipata la battuta, bisogna rettificare la posizione, dunque adesso Gabriele la spada è sulla testa dei giallorossi. Sì, un altro gol dei rossoblusi di fatto spegnerebbe un po' le luci su questa partita, già un 3-0 è un risultato importante contro i campioni d'Italia in carica del Forte dei Marmi, divario che il Bassano per il momento non sembra essere in grado di concretizzare. Tra l'altro Mattucini ancora in pista, grande minutaggio anche per lui da parte di Bresciani, evidentemente
mister Gigio Bresciani sta dando grande fiducia. Forte che pare completamente in controllo della partita, almeno per il momento. Sale ora a 12 falli proprio la squadra di casa. Ovviamente il nuovo tiro diretto sarà 15 falli ovviamente. Mancano più 3 falli per il Forte dei Marmi, però adesso la spada di Damocle è proprio sul Bassano, che conduce ora con Candanedo. Ancora dalle parti di Milani riesce a intercettare un ottimo Xavi Rubio, che è entrato molto bene non solo in questa partita ma proprio nel conglomerato del Forte dei Marmi. Dall'altra parte Burgaia, Pertegato riesce a bloccare la sfera. Grande conclusione di Burgaia, di prima intenzione se l'è cercata, ha cercato la posizione, ha trovato la conclusione. Adesso è Motaran che rispetto a Milani viaggia a velocità doppia. Adesso è Burgaia, il tiro Pertegato che la ferma sulla ribattuta. Il più lesto di tutti è il numero 5 Milani. Adesso vediamo, se non vado errato è Baggio, esatto, subisce il fallo, è il 13° fallo per il rosso-blu. Ancora un cambio fuori Candanedo e rientra in pista, se non vado errato dovrebbe essere Ghisa. Sfera all'indietro per Crespo che finta il tiro, si allarga, poi cerca la penetrazione, la dà all'indietro per Ghisa, su di lui va Mattucini, lo costringe ad allargarsi. Ancora Ghisa in possesso di sfera, Mattucini all'angolo, alla sponda scusate, Baggio per Crespo, il tentativo passa al lato, sulla ribattuta è bravo Ghisa a riconquistare sfera, ma siamo in una zona non pericolosa. La riprende il Forte dei Marmi grazie a Rubio. Burgaia, Motaran, missile di Motaran che schizza fuori dal rettangolo di gioco, colpisce il soffitto e dunque si riprende con l'ingaggio a centropista. Intanto turno di riposo per Rubio, che ha speso tantissimo ma che ha giocato una partita veramente molto importante. Turno di riposo per Burgaia, dentro Ambrosio e Maremmani, e qui è tutta la differenza del mondo, insomma, no? Uscito Burgaia, uscito Rubio, entrano Maremmani e Ambrosio, non è che entrano i due ragazzini di turno. No, assolutamente, entra un Ambrosio che, ricordiamolo ancora una volta, stecca d'oro del campionato, tra l'altro autore anche di un gol questa sera e di una doppietta a Montebello Vicentino, dato su il primo gol di questo campionato di Serie 1 del Forte dei Marmi, e un Maremmani veramente in gran serata come lo è stato tra l'altro a Montebello. Intercetta proprio Maremmani, questo assist, prova lui il tiro, si vuole togliere la soddisfazione, giustamente mi verrebbe da dire, del gol. Maremmani non ci riesce, impatta contro il difensore, dietro porta, poi riesce a smistarla il numero 13 Poli e poi a rilanciare. Attenzione, Crespo perde il contatto per l'alza e schiaccia, qui Ignata poteva rischiare di perdere il contatto con la sfera, riesce a salvarsi ancora una volta il portiere del Forte dei Marmi. Ambrosio per Motaran per tornare a gestire il possesso. Intanto 14-4, attenzione, Victor Crespo in anticipo, il tiro, grande Riccardo, poco impegnato ma sempre presente. Ci prova adesso Mattucini ma è murato dall'avversario, Poli per nello specifico, la mette al centro Poli ma trova Ambrosio che in fase difensiva fa il suo e quello degli altri. Ancora il Forte dei Marmi, attenzione Mattucini, al momento del controllo però c'è l'anticipo dell'esperto Crespo che se ne va per il tentativo e il gol di Ghisa, molto bello, veramente grande rete di Ghisa e crolla l'imbattibilità di Ignata dopo qualcosa come circa 70 minuti. Ma in realtà qualcosa di più, perché sono 85 minuti, perché quasi anche più di 85 minuti, perché sono stati i 50 di Montebello, poi i 25 del primo tempo di questa partita e ben 11 e 22 del secondo tempo, quindi veramente una lunga imbattibilità quella di Ricky Ignata. Lo vediamo quasi dispiaciuto adesso tra i pali, evidentemente voleva sfidare un po' il trissimo nella prossima giornata arrivando a quota zero. Ma intanto vediamo che il Forte dei Marmi si rende ancora pericoloso con Ambrosio per Maremmani, dall'altra parte è Casas subentrato a Mattucini, adesso Ambrosio. Il gol che pare abbia fatto accelerare il Forte dei Marmi ulteriormente, sfera al centro, anticipato però questa volta, attenzione a Milani la mette al centro e questa volta ci salva il guantone di Riccardo Ignata.
Ancora il Bassano, sfera all'indietro, Crespo la appoggia nel nulla, Maremmani in anticipo, la difende all'angolo, rimposta l'azione per il rossoblu su Ambrosio, vola Ambrosio in avanti, cambia per Casas, l'appoggio per il tiro di Ambrosio, velocissimo la conclusione ma oltre l'altezza regolamentare. La sfera va in profondità per Ghisa, cerca un avversario, cerca di superare un avversario, gli riesce in un primo momento, poi la sfera è per Motaran, vola il capitano per Casas che ci prova sul primo palo, la sfera rimane sotto il corpo di Pertegato. Buona era l'intenzione ma molto bravo il portiere del Bassano, si riprende con l'ingaggio quando mancano 12:21. Tanto fuori Poli e dentro Candanedo, pronto un nuovo cambio per il Bassano. Forte dei Marmi adesso che si appresta alla battuta, la sfera è per il rossoblu con Casas fra due avversari, difende pallina Casas, si ferma, poi trova Maremmani nella zona buia, da questi a Motaran, percussione di Motaran, subito un avversario, la mette al centro per Ambrosio, finisce a terra, attenzione dall'altra parte, Crespo cerca un compagno Roch Lisa ma non riesce nell'aggancio, mantiene adesso il possesso di sfera, cerca la penetrazione in area, non gli riesce per l'intervento di Motaran. Candanedo adesso cerca e trova arretrato Milani, ulteriormente all'indietro è Crespo per Milani. 3-1 il risultato in favore della GDS Impianti Forte dei Marmi sullo stemma Bassano. Crespo ancora, partita velocissima, c'è intanto il fallo per i 5 secondi, sfera che viene allontanata, si lamenta Pierluigi Bresciani, voleva il fallo di squadra, sarebbe stato il 10º, non è di questo avviso il signor Carmazzi. Battuta la punizione, Motaran per Maremmani, Maremmani ancora, cerca un compagno, lo trova nell'arretrato Motaran, esce dalla zona buia, poi appoggia nuovamente in orizzontale per Maremmani, per Casas, Motaran, in profondità Ambrosio, cerca di farsi vedere adesso Casas, Ambrosio per Maremmani che centra il tiro e colpisce il palo sulla ribattuta, è lì il cecchino Casas che fa doppietta personale, ma ancora se vogliamo un assist di Maremmani, sia pure in maniera molto fortunosa, colpisce la traversa, rimane lì e è implacabile Casas. Deve accontentarsi Giacomo Maremmani di fare veramente l'assist man in questo avvio di campionato, perché già a Montebello insomma ha fatto una gran partita, stasera anche questo si può considerare di fatto un assist. Ha tentato il gol in ogni maniera il numero 77 del Forte dei Marmi, prodotto proprio del vivaio Forte Marmino, poi è andato a Lodi, ritornato proprio qui con il rossoblu. Sfortunato veramente, perché qui il gol forse se lo meritava anche stasera Maremmani. Traversa che però è servita proprio a casa a siglare una doppietta importante che porta di nuovo a +3 il Forte dei Marmi e mette un po' più vicino al congelatore, perché in ghiaccio questa partita è difficile da dirsi. Questo Bassano comunque, specialmente dopo il gol di Roch Lisa, sembra essersi rianimato un po' come una scossa di defibrillatore. Tanto la partita riprende con il Bassano che prova a scuotersi da questa doccia fredda. Crespo non trova il guizzo di Roch Lisa nell'area di rigore Forte Marmina e dunque ancora il Forte in avanti. Crespo intercetta il lancio lungo di Motaran, poi Ignata ci mette il guantone. Intanto la sfera è recuperata adesso dal Forte Marmi con Casas che riesce a farla filtrare per Maremmani. Maremmani ha davanti a sé l'intera difesa, riesce comunque a fraseggiare con Motaran, ancora i due, buona giocata di Maremmani che recupera adesso sfera all'indietro per Motaran, dall'altra parte Ambrosio, ancora Ambrosio per Casas, Casas per Maremmani, esce dalla zona buia, il filtrante per Ambrosio non riesce per l'intervento di Pertegato. Candanedo adesso per Crespo quando mancano 10 minuti esatti in questo momento. Tentativo in profondità, sbagliato l'aggancio da parte di Baggio, di Ghisa, recupera la sfera Maremmani, rimposta l'azione per la formazione di
Pierluigi Bresciani. Maremmani ancora, grande personalità in questa gara. Attenzione, la sfera rimane lì, poi arriva Ambrosio, finisce a terra e c'è il fallo di squadra numero 14. L'arbitro non dà l'aggancio. Si è rischiato molto qui Ambrosio, perché ci poteva stare, almeno vista in diretta, anche il cartellino blu. Poi in realtà Carmazzi ha optato per il 14° fallo di squadra, che però va di nuovo a incidere sulla partita del Forte dei Marmi. Di fatto adesso chi commette il primo fallo di squadra subirà un tiro diretto, perché a 14 falli è il Forte, a quota 9 a carico del Bassano, quindi veramente un fallo potrebbe mandare sul dischetto della punizione diretta a una delle due squadre. C'è da capire ora quale anche un po' sarà la tattica, perché spendere subito il fallo così da avere più minuti per tentare eventualmente di recuperare o di restaurare un ipotetico vantaggio se a subire il gol fosse il Forte dei Marmi, oppure cercare invece una partita molto più tattica e meno mani addosso, come invece questa gara è stata, perché comunque siamo a quota 23 falli, non è poco. Capire un po' come decideranno di gestirsela le due panchine. Di certo è un'occasione importante che soprattutto il Bassano deve sfruttare appieno. Senza ombra di dubbio. Intanto mancano 9:40, perciò è inevitabile che arriveranno questi falli. Vediamo quelle che saranno le tattiche scelte, ma è ovviamente una partita molto maschia, due squadre che si affrontano a viso aperto, e vediamo quello che succederà in questo frangente. Sì, tanto inevitabile no, perché il Bassano, ricordiamo, è a 9 falli dall'inizio di questo secondo tempo e di fatto sono più di 15 minuti che mantiene il proprio schedario intonso. Intanto attenzione, qui tentativo di Candanedo dal limite dell'area, blocca efficacemente Ignata, ha fischiato la coppia arbitrale, non capiamo se c'è un fallo di squadra oppure no, non mi sembra francamente. Vedremo che cosa decideranno. Secondo me ripartirà il Forte dei Marmi con il possesso. Vediamo cosa deciderà la coppia arbitrale. Non ho capito bene quello che è successo. Carmazzi era lontanissimo e ha fischiato. Adesso parla con il secondo arbitro, ricordo signor Mario Trevisan. Massimiliano Carmazzi ha fischiato questo fallo in favore del Forte dei Marmi. Dicevo 9-11. Vediamo la battuta, è Ambrosio in possesso di pallina, cerca di andarsene, finisce a terra ed è il 10° fallo del Bassano. Dunque 10° fallo e il richiamo a Crespo in maniera ufficiale quando mancano 9:06. Sì, richiamo ufficiale a Crespo per proteste. Qui è andato un po' a cercarlo il fallo Ambrosio, fallo che comunque ci poteva stare visto la sua ripartenza in velocità. Presumibilmente vediamo Casas con la pallina sulla stecca, è probabile che se ne incarichi proprio lui dei tiri diretti. Sappiamo quanto è estroso e quanta fantasia ha il giovane talento catalano del Forte dei Marmi. Pertegato, vediamo, gli gira intorno tipo Condor prima di prendere posizione tra i pali. Tutto è pronto. Vediamo allora se riuscirà il nostro Casas a superare un grandissimo Pertegato in questa serata. 4-1 il risultato, torneremo a +4 e sarebbe veramente molto importante. Non ci riesce, poi no, anche sulla ribattuta la spara fuori, parato il tiro. Dunque sprecato il 10° fallo rossoblu. Vediamo adesso che il Forte dei Marmi, comunque Casas la mette al centro, niente da fare. Ghisa rimane lì a metà strada. Importante però ancora una volta il lavoro di Maremmani nello sporcare la ripartenza bassanese. Poteva nascerne anche un contropiede, perché il Forte era totalmente sbilanciato, è andato subito a imporre la stecca all'avversario e di fatto ha permesso alla difesa Forte Marmina di rientrare. E adesso però arriva anche il 15° fallo commesso proprio da Maremmani, fallo piuttosto evidente e ingenuo, forse l'ha anche cercato per smaltirselo subito il giovane giocatore del Forte dei Marmi. Fallo su Rocklisa la Balaustra, 15° fallo e dunque anche time out richiesto proprio da Bresciani. Sarà comunque, si ripartirà con un tiro diretto per il Bassano. Si ripartirà con un tiro diretto per il Bassano, che immagino sarà affidato a Rocklisa. Intanto vediamo che il portiere Pertegato va a richiamare l'attenzione per asciugare la pista, probabilmente nei pressi della propria area di rigore.
le due formazioni. Il time out è stato chiesto da Pierluigi Bresciani, ancora un 25 secondi per poter discutere e vedere e analizzare quelle saranno le tattiche, ma ricordo che si riprenderà con un tiro diretto affidato al Bassano. E no, niente, è Crespo che si incarica dunque del tiro diretto. Crespo contro Riccardo Ognata. C'era già stato per il 10° fallo, aveva provato Ghisa, ma era stato molto bravo il nostro Riccardo Ognata. Vediamo se riuscirà a ripetersi anche contro il capitano del Bassano, Vittor Crespo Oliva, contro Riccardo Ognata. Trevisan è l'arbitro di riferimento. Parte Crespo, il tiro, ferma Ognata, poi ancora Crespo, ci prova, niente da fare. Poi ancora Crespo, confusione in area, Sfera che schizza lontana, è successo praticamente di tutto. Comunque di fatto la conclusione è stata parato e poi forse c'era stato un colpo proibito di un rosso-blu, però l'arbitro ha fatto proseguire l'azione. Intanto sale a quota 16 il Forte dei Marmi. La Sfera è per Ambrosio, poi è Vittor forse con il pattino. La Sfera è sotto il corpo di Pertegato su conclusione di Casas, che reclama un rigore. Si è tuffato volontariamente sulla Sfera, ma dall'ingaggio l'arbitro. Sì, gran parata, in realtà è stato proprio Pertegato con il guantone. Crespo aveva fatto volume accanto al suo portiere per tagliare una fetta di porta ad Ambrosio, però su quello specchietto che Ambrosio era riuscito a cogliere ci ha messo veramente una gran pezza ancora una volta Pertegato. Tanto Forte dei Marmi che torna in pista con Rubio, Casas, Ambrosio, ancora la traversa se non vado errato, forse il casco di Pertegato. La Sfera è ancora per Casas che punta l'avversario, lo supera, poi la mette al centro Ambrosio, ma fa buona guardia ancora Pertegato, non c'è possibilità della ribattuta da parte di Casas. Adesso va a cercare di soffiare il tempo all'avversario Casas, ancora all'indietro, la pallina per Ghisa, non trova la penetrazione personale, la gira ancora per Crespo attaccato, Sfera per Candanedo, il tentativo, la pallina riconquistata da Rubio, attaccato da Milani, Rubio che si ferma, poi scivola e la Sfera è per Ghisa al centro, ma torna Rubio, potentissimo a riprendersela. Ancora per Burgaia, supera un avversario, missile di Burgaia, smorzato da Milani. Poi il tocchettino di Milano ad innervosire Burgaia, la Sfera all'indietro per Casas, accelerazione all'indietro Ambrosio, trova Rubio, si gioca praticamente tutti nell'area di rigore ad eccezione di Burgaia che è là defilato in profondità, riceve in questo momento, cambia per Casas, ancora lui per Rubio, c'è forse il pattino esatto che vale l'11° fallo a carico del Bassano, pattino di Crespo nel tentativo di controllare Ambrosio quando mancano 6 e 13, 4-1 il risultato, più 3 per il Forte dei Marmi, 16 falli per il rosso-blu, 11 per i giallorossi. Tutto pronto, è Rubio che chiede la distanza, vicino a lui c'è Casas, in seconda battuta c'è anche Burgaia. Ci prova Casas sulla ribattuta, però la Sfera è riconquistata ancora dai rossoblu. Burgaia per Casas, per Rubio al centro, c'è forse l'intervento falloso dei rossoblu di Lunetta, la punizione ci ha battuta. Candanedo in avanti, attaccato, mantiene il possesso della Sfera, è costretto però a rimpostare l'azione, si difende la CDS Impianti. Candanedo fra due avversari, supera il primo, poi in seconda battuta cerca il tiro dalla distanza, niente da fare, finisce a terra Candanedo, si tira un piede, quelli sono crampi come si suol dire, probabilmente avrà bisogno di una sostituzione. Vediamo che finisce a terra.
Candanedo, altro giocatore del Bassano che ha speso veramente tanto stasera, utilizzato praticamente quasi sempre da Marosin, l'ha fatto riposare pochi secondi durante le rotazioni. Un altro che ha speso tantissimo, veramente comprensibili i crampi per lui, non è servito tutto il suo impegno a questo Bassano. Manca 5,42, il risultato è sul 4-1. Bassano che comunque bisogna dargli, Fabrizio, l'onore delle armi, non sta ancora demordendo, e tra l'altro neanche Candanedo, perché rifiuta il cambio e rimane in pista, era già pronto al cancelletto il compagno. Ancora Forte dei Marmi con Burgaia. Tanto Burgaia prova la giocata di classe, non gli riesce, attenzione Crespo, Ghisa al centro, ma era Milani, scusate, ma c'è la sfera che si impenna, la punizione in favore del Bassano, vertice alto alla sinistra di Riccardo Ognata. Dunque vediamo intanto Candanedo che continua a fare stretching, adesso è Marozin che gli dà le indicazioni. Si batte con Milani, vicino a lui c'è Victor Crespo, a centro dell'area addosso al nostro Riccardo Ognata c'è Ghisa pronto per un'eventuale deviazione, ma viene richiamato l'addetto per asciugare la pista. È ancora molto caldo nel Palasport di Forte dei Marmi quando mancano 5,26, ricordo nel primo tempo Casas all'1,32, poi abbiamo il secondo gol di Ambrosio al 18esimo, nella ripresa il terzo, il 3-0 rossoblu con Burgaia, poi c'è il break con il gol di Ghisa per il 3-1, Casas 4-1 e si continua a giocare, tutti falliti tiri diretti delle due squadre. Attenzione Milani che ci prova su Ambrosio, ancora Milani in possesso di pallina dietro porta, sfera per Candanedo, da questi a Victor Crespo, il tentativo, la deviazione di Casas, ancora Milani che prova a girarsi e lo fa molto bene ma non trova la porta, e dunque Rubio entra in possesso di pallina, deve uscire dalla zona buia e in fretta il Forte dei Marmi, lo fa con un filtrante lunghissimo su Casas che supera la guardia avversaria, incrocia con Burgaia, dietro porta Burgaia si ferma, aspetta il passamento dei compagni, ancora Burgaia, Rubio Burgaia all'angolo, Burgaia fra due, poi subentra il terzo, c'è il fallo di Burgaia, vale il 17esimo fallo, il 18esimo addirittura, due falli contemporanei per il Forte dei Marmi perché ha allontanato sfera. Dunque torniamo nuovamente a rischio tiro diretto quando mancano 4,39, ma Rubio per Casas, per Burgaia, per Casas, c'è l'intervento in uscita del portiere Pertegata, attenzione dall'altra parte, Candanedo per Ghisa e questa volta è Ambrosio a rompere le uova nel paniere del Bassano, e adesso Rubio che vola in avanti, la dà all'indietro, Casas addomestica, serve un arretrato Ambrosio che fa avanzare Casas, si allarga Casas prima di servire Rubio. Siamo all'angolo, scusate, alla sponda, Rubio fra tre avversari, sgancia per Casas al centro, al momento dell'impatto c'è l'intervento di Milani e la punizione in favore del Forte dei Marmi. Milani molto nervoso per andare a recuperare questa sfera, forse voleva una ripartenza veloce, non si era accorto che la punizione era per il rosso-blu. Ha qualcosa da dire anche il capitano Crespo. 3,56 alla fine, 18 falli rossoblu, 11 per il Bassano, 4-1 il risultato per la formazione della GDS Impianti. La punizione Ambrosio per Casas, Burgaia cerca di aprire il varco, si scontra con Crespo, l'arbitro dice che si può proseguire, è Ghisa che la dà in profondità, Crespo controllato da Casas, ancora Crespo cerca di andarsene, la sfera viene messa al centro ma lì c'è Ambrosio che fa buona guardia per Rubio, velocissimo al centro, il tentativo di deviazione di Burgaia è alto oltre l'altezza regolamentare ma comunque ancora una buona azione. Attenzione Crespo solo a tu per tu con Gnata che gli dice di no. Non sono stati tantissimi gli interventi di Gnata ma sempre importanti. Sì, un po' di più nel secondo tempo in realtà gli interventi di Gnata, però sempre chiamato in causa con grande efficacia il portiere rossoblu. Anche stavolta viene quasi da dispiacersi per il gol di Rock Lisa, perché sarebbe stato quasi un record, 2 partite di imbattibilità nell'hockey su pista, insomma è facile subire gol soprattutto in azioni giocate.
quel gol di Roclisa gli rovina un po' la media, se vogliamo proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, però un gol subito in una partita che comunque ha avuto ritmi dall'inizio fino a questo momento molto alti. Lo vediamo anche adesso con il Bassano che non si arrende, anzi continua a premere sull'acceleratore quando mancano 2:43. Forte d'altra parte sta continuando a giocare sui cambi di fronte, quindi è comunque una partita molto molto viva. Molto viva e molto veloce. Abbiamo visto intanto l'occasione di Casas che non ci è arrivata per un soffio. Rubio ancora al centro, Rubio ci prova ancora Pertegato, molto bravo, e per il gran lavoro fatto da Rubio, al pari del resto di Maremmani, meriterebbe anche il gol. Intanto qui forse c'era un fallo, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Rubio supera un avversario, la mette là per Ambrosio, lotta Ambrosio con l'avversario e c'è il 19° fallo rosso-blu. Siamo veramente altissimi come numero di falli stasera. Sì, perché ha chiuso veramente, iniziato questo secondo tempo con 9 falli il Forte dei Marmi, adesso ne ha fatti 10 nell'arco di neanche 25 minuti. Il Bassano d'altra parte ne ha fatti ben meno, ne ha fatti 5 se non vado errato, è iniziato a 6, adesso è a quota 11. Per cui è chiaro che è un Forte dei Marmi che questa sera, anche per limitare un po' un'irruenza di un Bassano che punta sempre sulle ripartenze veloci e sulla profondità, come in questo caso, dove Roclisa arriva il gol, il secondo gol di Roclisa, la doppietta dello spagnolo vale il 4-2, accorcia le distanze del Bassano quando manca 1 minuto e 42, bel gol su assist di Milani se non vado errato. Sì, un gran bella rete, il tentativo dalla lunga distanza, la spizzata di Elisa colpisce la rete e torna in pista sulla stecca di Milani che l'appoggia al centro. Elisa è lì e fredda l'incolpevole Riccardo Gnata per il 4-2 momentaneo quando mancano 1:42. Va a rovinare ancora una volta, sa un po' la bestia nera di Gnata in queste 2 partite Roclisa. Il secondo gol proprio dello spagnolo va a minare quella che era l'imbattibilità fino a questo momento di Ricky Gnata, durata comunque insomma considerevole, più di 86 minuti di imbattibilità nell'hockey su pista, Fabrizio, non sono facili da vedere. No, assolutamente no, anche perché insomma abbiamo visto che Elisa è un giocatore importante, riesce a penetrare molto bene. E comunque quando manca 1:42 Forte dei Marmi a rischio 20° fallo, non lo dimentichiamo, e potrebbe far diventare veramente incandescente questo finale, questi ultimi 100 minuti di gioco, 100 secondi di gioco, scusate. Intanto si scalda il pubblico bassanese per questa seconda rete. C'è da dire che il Bassano è chiamato ad un campionato di sacrificio. Mi ricordo le dichiarazioni del presidente Di Marozzini, erano quelle di trovare una salvezza senza la sofferenza dello scorso anno, e secondo me ha buone occasioni di farlo. Tra l'altro una salvezza, da quello che si è sentito nel precampionato, evitando l'insidia playout che da quest'anno entreranno in vigore, quindi ovviamente cercare di quantomeno o arrivare ai playout con un margine ampio rispetto alle altre, che ricorderemo che poi playout si giocheranno con la metà dei punti conquistati in regular season. Però ecco, un Bassano che secondo me può ambire a questo obiettivo con abbastanza sicurezza. Tanto attenzione, perché Candanedo travolge Federico Ambrosio, è probabile che ci sia anche il cartellino. Vediamo Trevisan che va proprio a cercare nel suo taschino, arriva il blu per Cesar Candanedo quando manca 1 minuto e 05, quindi il Forte dei Marmi può tornare sul +3 con un tiro diretto. Fallo su Ambrosio nettissimo, veramente, l'ha quasi placcato. Dunque punizione di prima, ancora una volta. Ricordo nel primo tempo il rigore di Ambrosio che si stampa sul palo. Nel secondo tempo per il 10° fallo Elisa si vede parare da Gnata. Il 10° fallo tirato da casa, sparato dal portiere Pertegato. Per il 15° fallo del Forte dei Marmi è Crespo che si vede parare da Gnata e parare anche la ribattuta. La sfera era schizzata immediatamente sulla stecca dello stesso
Crespo. E adesso ancora un tiro da fermo, la prima affidata ad Ambrosio, e vediamo se questa è la volta buona che riusciamo a vedere un tiro diretto nel sacco. Tanto Marozin ha qualcosa da dire a Carmazzi. 1:05 alla fine, 4-2 il risultato. Ancora si prepara Ambrosio per la conclusione. Tutto pronto. Federico Ambrosio parte per Tegato su di lui, ci prova, niente da fare. E beh, è la serata senza i tiri diretti. Attenzione che Milani se ne va, anticipato, superiorità numerica, Forte dei Marmi 2 contro 1, Burgaia, ci prova Burgaia, niente da fare, Sfera che rimane lì. Casas, andremo alla fine con l'uomo in più. Fa cenno Gigio Bresciani di star bravi, tranquilli e di lasciar passare sti 30 secondi. Ancora il Forte dei Marmi con Burgaia per Casas che vuole provarci, poi finisce a terra Milani che tocca a Sfera e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. 20 secondi alla fine, si arrabbia Gigio Bresciani, non vuole che vada al tiro il suo Forte dei Marmi. Abbiamo 45 secondi, superiorità numerica e 20 da giocare, teniamola fino alla fine e portiamola a casa. Sì, fa bene ad arrabbiarsi Gigio, non perché il risultato ovviamente è ampiamente a favore del Forte dei Marmi, però 19 falli a carico della squadra rossoblù, perché forzare la mano, visto che insomma il risultato permette di gestire il possesso. I secondi pure, arriva in questo momento il 13° fallo del Bassano. Subire falli sì, commettere falli no, quindi inutile tentare di puntare alla porta, basta far girare Sfera e intascarsi questi 3 punti importanti, perché permettono al Forte di continuare a punteggio pieno dopo 2 giornate. Oltretutto giochiamo ai 4 cantoni come facevano i bimbi nelle piazze una volta qui a Forte dei Marmi. Palla qui, palla là, c'è l'uomo solo, la prendiamo, gliela ridiamo, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. È finita la gara e finisce con il risultato di 4-2. I gol nel primo tempo, gol di Casas, assist di Maremmani, e gol di Ambrosio, sempre Maremmani assist man. Nel secondo tempo è Burgaia su assist di Rubio sul secondo palo, riesce a fare il 3-0, accorsa Glisa con un bel tiro da centro area sotto misura, poi Casas fa il 4-1, il 4-2 ancora di Glisa. Si chiude dunque la partita con il Forte dei Marmi che mantiene la testa della classifica con 2 reti subite in 2 partite. È vero che speravamo ancora in uno score 0, ma insomma anche se subiamo di media un gol a partita può andare benissimo di qui alla fine del campionato. Sì, una partita comunque pienamente sempre in controllo del Forte dei Marmi, che sta dimostrando ancora una volta dopo la trasferta a Montebello Vicentino di essere veramente una squadra già rodata, verrebbe da dire, con un gruppo che gioca insieme da anni. Invece ha anche elementi nuovi e tra l'altro tanti elementi giovani. Qui Gigio Bresciani sta dando grande fiducia a questo avvio di stagione. La prossima settimana cambia l'impegno, perché la prossima settimana si giocherà innanzitutto di domenica e poi sarà una trasferta, una delle più lunghe, e contro una squadra del Trissino che stasera a Viareggio è riuscita ad impattare nel finale sul risultato di 4-4, che ha giocatori molto importanti, che ha ambizioni molto importanti quest'anno, ha investito tanto la società vicentina e dunque un impegno che forse sale di livello rispetto a Montebello e Bassano. Non me ne vogliono i tifosi delle 2 squadre vicentine, ma sono 2 squadre che puntano alla salvezza, non certo a arrivare in alto nei playoff come invece punta il Trissino. Senza ombra di dubbio è l'esame di maturità. Io su questo 4-2 finale che consente al Forte dei Marmi di mantenere la testa della classifica ringrazio l'amico Giuseppe Nardini per le riprese e per la parte tecnica. Per il commento tecnico l'amico Gabriele Buffoni, lo lascio al suo pezzo per il Tirreno, redazione della Versilia. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, a risentirci alla prossima.